progressiva riduzione dell'allattamento nel corso degli anni, per esempio per l'organizzazione nelle gentili famiglie che patriarcali di un tempo, forse certi messaggi naturali potevano essere appunto diffusi più facilmente e c'era un maggior sostegno. L'urbanizzazione comporta evidentemente qualche problema, in questo caso sicuramente, perché c'è stata una progressiva riduzione dei componenti del nucleo familiare, forse le persone più anziane, le mamme, voglio dire, no? Le donne della famiglia, forse potevano sostenere di più una volta. Certamente il lavoro del lavoro femminile, l'aumentata prevalenza del parto ospedaliero, di cui in qualche maniera parleremo ancora, e la pubblicità di storia. Su questo vorrei appunto anche qui spendere due parole in questo senso. Non vorrei che la conversazione di stasera apparisse come una conversazione contro le industrie produttrici di vari prodotti alimentari. Le industrie ci sono, devono fare il loro lavoro, devono fare il meglio possibile. Negli ultimi anni sono usciti tutta una serie di atti sempre più perfezionati per far fronte a varie situazioni mediche, però devono essere presi di sì questi atti, cioè come dobbiamo sapere che ci sono, dobbiamo sapere usare, dobbiamo sapere conoscere la loro composizione, le varie differenze tra i tipi di latte, però non ci deve essere per esempio una pubblicità a sostegno dell'allattamento artificiale. Mi diceva un'altra mamma oggi, in effetti ho visto anche negli ultimi spot o in ultime pubblicità che sono comparse, come sempre si dice, produciamo prodotti da utilizzare qualora, voglio dire, e non sono sostitutivi dall'allattamento al seno. Questa è proprio una normativa che è entrata in uso in questa maniera. C'è un codice internazionale che regola proprio l'informazione che viene sui dati. In passato non era però così. Forse voi siete tutti molto giovani, quindi forse non sapete che anni 60 all'incirca alcune multinazionali che producevano latte avevano mandato quelle che erano definite i nurses, cioè gli infermieri del latte, nei paesi di via di evoluzione, terzo mondo cosiddetto, eccetera, dove spingevano l'uso del latte artificiale contro il l'allattamento. Allora pensate a tutto questo, nei paesi dell'Africa nera, nei paesi dell'America Latina, tante delle cose potevano comportare per quanto riguardava l'utilizzo del latte, l'igiene, tutte cose di questa scena. Negli stessi anni però la mortalità infantile si è molto ridotta e quindi ci sono state migliori condizioni di vita, vaccinazioni, farmaci efficaci, tutto questo poi ha contribuito in qualche maniera a rendere meno diffusa la pratica dell'allattamento al seno. Tanto per ritornare appunto su quello che può dare l'utilità che rappresenta il latte della mamma in varie espressioni, abbiamo utilizzato appunto queste foto che abbiamo scattato qualche anno fa nel reparto, o comunque con mamme che si erano dichiarate disponibili, che ci hanno autorizzato a pubblicare, insomma, a presentare queste immagini. E quindi vedete per esempio, a parte l'espressione molto intensa tra mamma e piccolino, il latte è un vaccino naturale, già ne parlavamo poc'anzi delle proprietà antinfettive del latte. Il latte della mamma cibo e medicina, proprio per sottolineare gli effetti molto importanti sul piano nutrizionale. Lì sul piano anche di prevenzione di tutta una serie di patologie. Se tutti i neonati fossero alimentati al seno, nel mondo ogni anno vorrebbe 1 milione di bambini in meno. Proprio abbiamo detto rappresenta un vaccino naturale molto efficace, più di 30 vaccini. Quindi fare l'allattamento al seno rappresenta anche un investimento per il futuro. Questo è un po' più spiritoso dai ragazzi baffi, per dire insomma, quantomeno più molto gradevole. Anche dopo i primi mesi, nel senso che l'allattamento materno, anche oggi veniva detto, cioè mi hanno detto quando è fatto per 3 mesi, l'allattamento al seno, se il bambino va avanti
regolarmente, se la coppia, voglio dire, vive bene, diciamo così, tutta la situazione, non dovrebbe essere esclusiva e dovremmo operarci perché fosse un trattamento esclusivo fino a 6 mesi, quindi voglio dire anche dopo i primissimi mesi. E fino a 2 anni, o comunque finché mamma e figlio lo desiderano, ovviamente complementato da tutta una serie di altri alimenti. Negli ultimi anni, si diceva prima, c'è stata questa nuova sensibilità, l'attenzione si è concentrata con diversi studi proprio sullo studio di meccanismi di regolazione delle risposte e tolleranze alimentari, che vuol dire che sono stati fatti questi studi che stanno dimostrando come gli effetti dell'allattamento al seno non solo, voglio dire, sono pregnanti, significativi nelle primissime epoche di vita, perché è un alimento molto ricco di anticorpi, molto ricco di meccanismi difensivi, protegge il bambino, la miglior composizione per il bambino. Una parentesi, pensate un po', no? Ogni specie animale produce il latte che è il migliore per quella determinata specie animale. Il cucciolo della vagina ha un latte dove c'è per esempio pochissimo zucchero, perché lo zucchero per esempio di saccarni, no? Sono queste molecole di 2 zuccheri intervengono per favorire lo sviluppo cerebrale. Le volte non hanno un grosso sviluppo cerebrale dopo la nascita, resta più o meno quello. Il latte vaccino, il latte di mucca, è molto ricco in calcio, proteine. Perché? Perché il vitellino dopo poche ore segue già la mamma, quindi gli serve strutturare appunto meglio lo scheletro. Il latte materno è per esempio ricco in disaccaridi, come si diceva prima, una quantità minore di proteine e calcio rispetto al latte di mucca, proprio per dire al bambino, se poi andate a vedere quello che è lo sviluppo cerebrale del primo anno del bambino, è una cosa tempestosa, no? Quasi esplode, perché entrano in gioco tutta una serie di connessioni, c'è una maturazione particolare e così via. E quindi appunto ha la miglior composizione per il cucciolo nuovo. Allora si diceva prima che tutti questi meccanismi, tutti questi studi che si vedeva prima, hanno portato a considerare come non solo c'è un effetto nelle prime epoche, soprattutto di protezione nei confronti delle infezioni molto significativo e importante, ma come poi tutta una serie di effetti benefici si protraggono nel tempo, fino a prevenire tutta una serie di patologie che, voglio dire, potrebbero evidenziarsi in Italia. Forse vi sembrerà strano, però ci sono degli studi recenti che stanno dimostrando come l'incidenza stessa dei tumori sia ridotta in modo al seno, poi in età pediatrica, voglio dire, leucemie e linfomi soprattutto, come sembra che il diabete mellito tipo 1, che insomma è una malattia particolarmente complicata, possa andare in dimensione se c'è una diffusione ulteriore dell'allattamento al seno. Probabilmente l'allattamento al seno ha un'importanza significativa nel ridurre l'obesità in età successiva, nel prevenire tutta una serie di malattie reumatiche e così via. Questo è assolutamente importante. Se è importante per il bambino, è importante anche per la mamma, perché certamente questo è stato ampiamente dimostrato, oltre a tutta una serie di effetti benefici, sembra la depressione postpartum sembra che voglio dire, vi sia quindi anzi questo è stato dimostrato, cioè una migliore ripresa della donna anche per quanto riguarda così, il recupero del peso, migliore, quindi anche la donna ha vantaggi significativi e importanti, perché si riduce sicuramente il tumore del seno. Ci sono studi che dimostrano che quanto più prolungato l'allattamento, quanto più ripetuto l'allattamento, tanto meno si incorre nel tumore al seno, ma anche nel tumore alveare, ma anche si parla per esempio che l'osteoporosi possa avere un'incidenza minore o meno rilevante nelle donne che allattano al seno. Quindi c'è un effetto e una serie di benefici che sono sempre da tenere